13ª giornata di prima categoria girone B. Si affrontano al Grondona Pro Pontedecimo in maglia bianca e Vadese in maglia granata. Pronti via ed è subito la squadra ospite a cercare il vantaggio con un tiro da fuori aria del numero 9 Piu che termina alla destra del portiere. Passano 3 minuti e il direttore di gara viene chiamato in causa per un presunto fallo di mano in aria del numero 3 Danna. Rigore che sembra evidente per tutti tranne che per l'arbitro che lascia proseguire. Al 20° è Balestrero del Pontedecimo a sfiorare il vantaggio con un tiro insidioso che termina sul palo. Alla mezz'ora il numero 11 Nini Vaggi della Vadese entra in area ma viene fermato da Delle Piane con intervento chirurgico. Nessun dubbio per il direttore di gara. Primo tempo povero di emozioni che si chiude con il risultato di 0-0. Nella ripresa parte forte la Vadese con Salis, ma il sinistro termina sul fondo. Al 55° Salis trova libero nel cuore dell'area il compagno Nini Vaggi che in seguito ad una respinta della difesa sblocca il match, portando la Vadese in vantaggio sulla squadra di casa. All'81° il buon movimento di Gagliano favorisce Fravega che va giù in area per un presunto contatto con capitano ospite Mandaliti. Il direttore di gara indica il dischetto, rivediamo l'azione grazie al montaggio di Andrea Lisetti. Dagli 11 metri si presenta Pasti che spiazza il portiere ma colpisce il palo. All'87° il Pontedecimo vuole riscattarsi con Gagliano che serve Riva il cui tiro viene respinto da un attento provato. Nei minuti finali un contatto in aria tra Piu della Vadese e Raganini del Pontedecimo viene sanzionato con la massima punizione. Rivediamo il contrasto al rallentatore. Per eccessive proteste viene allontanato dal campo il numero 7 del Pontedecimo Michalizzi. Dal dischetto va Piu che trasforma il rigore ma l'arbitro fa ripetere per via dell'ingresso in area di un giocatore. Momenti di alta tensione in campo per una condotta di gioco violenta che costerà al Pontedecimo l'espulsione del numero 5 Delle Piane. Ristabilita la calma, si ripresenta Piu davanti alla porta di Pelizza, che nuovamente viene spiazzato. L'incontro termina dunque sul risultato di 0-2. 3 punti importanti per la Vadese che si avvicina ulteriormente alla zona play-off.